professor Maggi. Ma buongiorno Lorenzo. Ma caro professor Maggi, sempre qua Rovigo. siamo immersi nella cronaca Caspita, italiana, ultimamente c'è... europea. Ma come lo giudichi Trump? È un avventuriero, un pirata, un grande statista, un pazzo scatenato, un imprevedibile. Posso dirle? Tutto cinque. tutto questo. Grande statista Perché anche. se riuscisse, ecco, lì c'è ancora un punto di domanda, ma gli do il beneficio del dubbio. Se riuscisse a far terminare la guerra Nel frattempo ne ha aperta una lui. sì, ma diciamo non ci sono, ma però non si deve dire ma però, per capirci, se riuscisse a far terminare la guerra in Ucraina, sono centinaia di morti che non ci sono più, e nel giro di poche settimane potrebbe anche aver fatto un pezzo di grande statista. Ma il resto anche perché prendersela con il Venezuela, nessuno vuol difendere quel delinquente di Maduro, nessuno di nessuno. Ma il problema delle relazioni fra stati non può essere portato al fatto che io ho la pistola più grossa della tua, per cui tu ti metti lì e stai zitto, altrimenti ti sparo. Cioè, io ho banalizzato, ma non sono lontano Ma dalla che differenza verità. c'è secondo te tra l'invasione di Putin all'Ucraina e l'invasione di Trump al Venezuela? La dimensione degli uomini messi in moto e basta, l'azione è la stessa. Sì, uguale, quindi Uguale. è l'invasione. E perché non facciamo un embargo all'America? E perché nel mondo non si... Lo sa perché, professor Maggi? Mi permetto lo so perché, ma però lo so. mi piace che lo dica tu. Mi permetto di rivelarle un segreto. È il cane che muove la coda, non la coda che muove il cane. Ho capito. Quindi in questo caso non si può fare l'embargo. Cioè, se tu fai l'embargo agli Stati Uniti, ti fa l'embargo a te. Cioè, Ma secondo te c'è una regia dei tre paesi dominanti, Cina, Russia e America, su questo? Nel senso, io ti lascio fare questo, tu mi sistemi l'Ucraina e in terza battuta c'è Taiwan da sistemare. Diciamo che c'è una confrontation, usando un termine inglese, diciamo che c'è una confrontation di reciproci interessi, di reciproci veti, perché in realtà non vanno tanto d'accordo. Però diciamo che non è così, ma la paura è che possa diventare così fra poco. La teoria dell'area di riferimento, e cioè l'area di influenza, nell'area di influenza mia faccio tutto quello che voglio, nell'area di influenza tua fai tutto quello che vuoi, nell'area di influenza sua, in questo caso Russia, Cina e Stati Uniti, e ognuno fa quello che vuole. Ovviamente non può essere così. No, perché se no ritorniamo agli imperialismi. Torniamo, anche se nel mondo, lei ha sentito parlare di un signore che si chiamava Giovan Battista Vico? Sì, però spiegami tu che tu sei sullo storico. John B. Vico. Giovan Battista Vico sosteneva che esiste nella storia una sinusoidalità, e cioè ci sono i corsi e i ricorsi storici, cioè nel passare degli anni alcuni avvenimenti o alcune condizioni si ripropongono a distanza ovviamente di un certo numero di anni nello stesso modo, e quindi l'uomo rifà lo stesso errore o rifà lo stesso comportamento. Però Barbero, visto che tu hai grande Barbero, grande storico, diceva che la storia non si ripete mai. Non si ha ripete, delle similitudini. Sì, mi riferisco alla similitudine, cioè non si ripete mai esattamente nello stesso modo. Però la similitudine delle volte può essere ancora peggio. I ricorsi storici vuol dire che storicamente, d'altronde, professor Maggi, i dittatori si comportano praticamente da 1 miliardo di anni a questa parte, dai faraoni in su, tutti nello stesso modo. Sì, è vero. Si opprimono le minoranze, a parte che una volta non c'era il voto, ma si sfruttano i più deboli, si sfruttano le energie che sono presenti in quel paese. Basta guardare gli americani cosa hanno fatto
con i poveri indiani d'America. Poi si parla tanto, ma io da piccolo leggevo Tex Willer. Anch'io. Leggevamo tutti e due. Tex Willer difendeva i poveri indiani. Eh sì. Addirittura aveva sposato e aveva un figlio sposato, mezzo sangue. Sì, mezzo che si chiamava Kit Willer, sì. Detto questo, dopo come queste... si chiamava la moglie, si ricorda, professore? No, aveva un nome Luna... No, si chiamava Lilith. Sì? Sì. Qua me lo sono perso. La moglie si chiamava Lilith. E queste qua sono le nostre basi culturali. Abbiamo delle basi culturali, peraltro divertenti. Cioè, guardavamo e leggevamo i fumetti di Tex Willer, ma anche leggevamo libri di storia. Che gli americani non abbiano bombardato qualcosa di poco. Che di solito quando arrivano loro... Guardi, no, ma lì hanno bombardato, hanno poco. 40 morti. Per loro. Ho capito, ma per liberarne uno che ha fatto 40 morti ha fatto una... Però di solito fanno strage. Di solito fanno... È bello anche perché poi nei film americani molto spesso prendono in giro il sistema americano che arriva, sparo, butto giù. Ma pensi, professor Maggi, l'ironia della sorte, che Trump vince le ultime elezioni le vince perché critica ferocemente i democratici, quindi in questo caso Obama, perché portava i cittadini, i soldati americani in giro per il mondo. Li portava in giro per il mondo. Cioè, ma come? Ma si vede che lui non considera mondo il Venezuela. È tutto relativo questo. Ridiamoci sopra, speriamo che non peggiorino le cose. Speriamo che sta onda sinusoidale che dicevi tu non sia così, si allunghi. E noi ribadiamo il concetto di volevose bene all'italiana, come si dice in Italia, con Francia, con Spagna, purché se magna. Con Francia o Spagna, purché se magna. Anche noi italiani. Ciao a tutti.